Sono Alessandro Caffiero, sono vicepresidente nazionale AIF. Perché iscriversi ad AIF? AIF intanto è un'associazione che è sorta nel 1975, ha 43 anni di storia, si è trasformata nel tempo, è una comunità di professionisti che cerca sempre di sviluppare nuovi contenuti, nuovi contesti. Con l'avvento della legge 4 del 2013, AIF ha deciso di fare un percorso molto particolare che è quella dell'iscrizione nella sezione delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità e qualificazione. Ci stiamo concentrando su questo, abbiamo creato i nostri criteri e da questo punto di vista stiamo cercando di dare anche una garanzia ai formatori affinché siano dei professionisti seri, attraverso anche una serie di iniziative nazionali, territoriali, e quindi un professionista che si iscrive ad AIF ha la possibilità di partecipare a moltissimi eventi. Poi ci sono gli eventi nazionali come il convegno nazionale, come altre situazioni, come i premi per le aziende e altre situazioni appunto che possono portare il professionista a continuamente confrontarsi con altri professionisti e con il mondo che lo circonda. Se tutti noi sappiamo quello che riguarda le cellule staminali, come vengono utilizzate nella medicina, sappiamo perfettamente che tipo di compito hanno queste cellule e come poi si sviluppano nel momento in cui vengono inserite, per esempio nel corpo umano. Bene, la stessa cosa noi, come questa metafora, la pensiamo anche per le competenze staminali. Chiaramente in una società come quella odierna, forse le competenze normali, anche le soft skill, sono sì sufficienti, ma probabilmente c'è bisogno di qualcosa di più, c'è bisogno di rigenerare continuamente. Ecco, la metafora delle cellule staminali è un po' portata oggi anche nella formazione. La nostra professione cambia continuamente. Le nostre competenze non solo devono cambiare, ma devono anche rigenerarsi. Bisogna trovare il momento e la possibilità di rigenerare continuamente queste competenze. Ecco, la capacità di avere delle piccole celluline che ci rigenerano le nostre competenze forse oggi, in una prospettiva del futuro, è estremamente importante.